piromane seriale di Ceggia. Si tratta di un 51enne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Nell'ultimo devastante incendio ha distrutto 17 ettari di vegetazione. Paura alla Brussa di Caorle, dove un bagnante è stato morso da una vipera a pochi passi dalla battigia. Il ferito è stato portato al pronto soccorso di Portogruaro. Palazzo di Chirignago, covo dei borseggiatori, l'edificio occupato abusivamente. Il Comune di Venezia avvia le verifiche e promette pugno di ferro. Rabbia e sgomento a Mestre per la morte di un'anziana di 88 anni 9 giorni dopo essere rimasta vittima della truffa del finto carabiniere. Non aveva superato lo shock martedì, i funerali. L'annuncio del presidente Stefani, istituita al Balbi un'unità organizzativa antimafia, obiettivo potenziare il ruolo della regione nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità. Si chiama Il mare di casa, è il nome del progetto pilota con cui a Jesolo il turismo apre le porte ai residenti, tariffe agevolate per i veneti. Ferragosto a Malamocco con la festa dell'Assunzione di Maria. La ricorrenza, di norma molto partecipata, vedrà la celebrazione presieduta da Monsignor Renzo Pegoraro. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito, arrestato a Jesolo il piromane seriale di Ceggia. Si tratta di un 51enne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Nell'ultimo devastante incendio ha distrutto 17 ettari di vegetazione. Dopo l'ultimo devastante rogo che ha incendiato 17.000 metri quadrati di verde a Ceggia, la corsa del piromane seriale si è conclusa a Jesolo, nel parcheggio di un centro commerciale dove il 51enne ciliense è stato bloccato dai carabinieri di San Donà con gli accendini ancora in auto. Il piromane identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Fine di un incubo dunque a Ceggia, dove il 51enne responsabile di 4 incendi dolosi aveva dato avvio alla sua escalation criminale nei primi giorni di agosto, con i primi 2 roghi appiccati lungo le sponde di un canale. Il disegno distruttivo si è completato il 13 agosto, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nuovamente nella stessa mattinata per altri 2 incendi ravvicinati, un primo rogo di circa 500 metri quadri e il secondo, il più esteso, come già detto, di ben 17 ettari, che ha divorato aree incolte e danneggiato le recinzioni di alcune attività produttive e industriali della zona. Arrestato si trova ora nel carcere 2 Palazzi di Padova, a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida. Paura alla Brussa di Caorle, dove un bagnante è stato morso da una vipera a pochi passi dalla battigia nella zona naturalistica di Valle Vecchia. L'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 20:30, scatenando l'immediato allarme. Tra i presenti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure d'urgenza e trasferito il ferito al pronto soccorso di Portogruaro. Era troppo scossa il cordoglio della comunità di Mestre, l'anziana morta 9 giorni dopo la truffa del finto carabiniere. I funerali si terranno martedì prossimo a Carpenedo. Se succede a una certa età reagisci in una maniera, in un'età più avanzata chiaramente la reazione purtroppo è più grave. Così conoscenti e vicini di casa, ancora increduli e sgomenti in merito alla vicenda di Anna Maria Sommartino, 88 anni, i cui funerali si terranno martedì 18 agosto nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo. L'anziana, morta di crepacuore nella sua abitazione in via Monteberico, a 9 giorni dalla truffa del finto carabiniere. Tutto ha inizio lo scorso 3 agosto, quando i truffatori mettono in atto un piano veramente diabolico. Uno dei 2, presentandosi al telefono, chiamando al numero fisso di casa, chiede del marito di Anna Maria, il signor Luciano, dicendogli che deve presentarsi immediatamente alla caserma dei Carabinieri di Mestre in via Palazzo, caserma che in via Palazzo non esiste in quanto ci sono gli uffici comunali, perché deve denunciare lo smarrimento della sua carta d'identità sottrattagli a Treviso per rapinare una gioielleria.
Una volta lasciata sola l'anziana, il complice si presenta alla porta fingendosi un carabiniere con la scusa di controllare che i gioielli da lei posseduti non siano quelli sottratti alla gioielleria nel corso dell'inventata rapina a Treviso. Riesce a farseli consegnare tutti. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale di Venezia e della Polfer, che riesce a bloccare il truffatore a Bologna in un treno diretto verso sud, il bottino viene interamente recuperato in tempi rapidissimi, ma nonostante il danno economico venga azzerato, di fatto l'impatto psicologico rimane devastante. Secondo chi le era stato vicino, l'anziana non sarebbe riuscita a superare l'angoscia e lo shock dell'evento che hanno aggravato sul suo stato d'animo fino al tragico epilogo. Purtroppo attualmente il problema non è la grande mafia qua, è la microcriminalità. La microcriminalità attuale, le forze dell'ordine sono ridotte all'osso e quindi questi personaggi qua agiscono con la massima tranquillità, quasi consci di essere assolutamente al di fuori di ogni riparazione. Purtroppo la situazione è questa anche in zone come questa, che è considerata la migliore di Mestre, mentre le altre zone di Mestre sono ancora più a rischio. I funerali saranno celebrati dal parroco Don Gianni Antoniazzi. Abbiamo istituito una specifica unità organizzativa regionale antimafia. L'obiettivo è potenziare sempre di più il ruolo della Regione del Veneto nella difesa e nella promozione della legalità. Lo afferma in una nota il presidente del Veneto Alberto Stefani, annunciando l'avvio del percorso interno agli uffici di Palazzo Balbi per l'istituzione di una specifica struttura che affiancherà i comuni. In questo modo vogliamo contrastare le infiltrazioni di carattere mafioso nella nostra terra, sostenendo gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore con uno strumento omogeneo ed efficace nei percorsi per l'accesso al riuso dei beni confiscati, alla criminalità organizzata e nella gestione. Stefani, che alla fine dello scorso maggio ha assunto in aggiunta una specifica delega antimafia, ha definito fondamentale mettere sul tavolo azioni che facciano sentire i cittadini parte attiva di questa battaglia. A Chirignago scoperto il covo dei presunti borseggiatori di Venezia, occupato abusivamente, viene subaffittato dagli stessi anche come hotel del Buco, stanze a 10 euro al giorno per i tossicodipendenti. Da oltre un anno è il buco nero della legalità. E questo palazzo signorile di 3 piani si trova a Chirignago, nella centralissima piazza San Giorgio, proprio di fronte alla chiesa. È qui che le bande di borseggiatori che ogni giorno partono dalla terraferma verso Venezia per colpire turisti e non soltanto, lo avrebbero trasformato nel loro quartier generale logistico, una vera e propria centrale del crimine, del degrado, dove una parte dei locali interni verrebbero addirittura adibiti ad albergo per tossicodipendenti, alla tariffa fissa di 10 euro al giorno. L'immobile è sottratto alla disponibilità dei proprietari attraverso un raggiro. Da quel momento le porte del palazzo si sono spalancate alla criminalità, ma restano chiuse per i proprietari, nonostante denunce su denunce e l'atteso sfratto esecutivo che non arriva mai. Il palazzo è costantemente presidiato da borseggiatori o borseggiatrici sentinella, come attestano le nostre immagini. Sulla vicenda interviene anche l'amministrazione comunale che, in attesa di verifiche, promette il pugno duro. Effettivamente abbiamo appreso di questa notizia dei borseggiatori che si sarebbero appropriati di questa palazzina a Chirignago. Abbiamo messo in moto tutta una serie di accertamenti, di verifiche in sinergia con il commissariato di Marghera. È da tenere presente che risulta che comunque questi soggetti abbiano già avuto uno sfratto esecutivo che mi auguro possa essere rispettato a breve. Tutti gli accertamenti che potremo fare come amministrazione comunale per quanto di competenza di carattere amministrativo li metteremo in atto e poi verificheremo come stanno effettivamente le cose.
Dal sequestro alla donazione Caritas, oltre 70 beni di lusso, smartphone, orologi, generi alimentari di pregio sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia di Stato di Venezia a fine luglio a Mestre, nell'abitazione di un cittadino straniero ai domiciliari denunciato per ricettazione e arrestato per resistenza pubblico ufficiale, mentre il cibo è stato ufficialmente donato ieri dai poliziotti del commissariato di Mestre ad una nota onlus di Canareggio per essere distribuito alle famiglie bisognose in collaborazione con i servizi sociali e la Caritas. Gli albergatori veneziani festeggiano ottimi risultati per le prenotazioni delle camere in laguna. Come previsto c'è stato un calo ad agosto, ma ora tra Ferragosto e l'avvicinarsi della mostra del cinema tornano ottime previsioni. Ad agosto a Venezia, come nelle altre città d'arte, un calo nelle prenotazioni alberghiere era ben messo in previsione. Il caldo torrido e le temperature elevate di questi giorni a chi può andare in vacanza fanno sicuramente preferire la montagna. Ma per Ferragosto si torna a crescere, non ci sarà il tutto esaurito in laguna, ma ottime previsioni di occupazione. E poi a settembre il mese dei grandi eventi veneziani, la mostra del cinema, la regata storica, i primi di ottobre la finale del Campiero al Lido, l'associazione veneziana albergatori, presieduta da Antonio Vianello, che sta ricevendo grandi consensi per il suo mandato, con il direttore Daniele Minotto, si dichiara soddisfatta. Un ottimo 2026 per la stagione alberghiera veneziana, è davvero andato molto bene per quanto riguarda il primo semestre fino ad arrivare all'inizio di luglio. Poi abbiamo visto un calo abbastanza normale per quanto riguarda le città d'arte, che insomma i lunghi soggiorni con un caldo tropicale come stiamo vivendo questi giorni sicuramente non aiuta. Comunque sono dei dati che ci attendevamo. Bene le percentuali anche in terraferma. Vola il Lido, anche grazie alle spiagge. Il 70%, tra un 75, 80, 85% per quanto riguarda il centro storico, e ovviamente va meglio il Lido perché ha anche una connotazione di tipo balneare, non solo legata alla città storica, quindi un tematismo specifico, e difatti registriamo dei dati davvero positivi che vanno oltre l'80%, in alcuni casi siamo vicini anche al tutto esaurito in alcune giornate, in modo particolare per quanto riguarda il weekend. Quindi un periodo di agosto dove comunque arrivano le prenotazioni sempre più vicine e sotto data. Si attende il massimo risultato per la mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia dal 2 settembre al 12 al Lido. Ovviamente attendiamo il 2 di settembre quando si aprirà la mostra del cinema, che da lì ripartirà una grande stagione come è stata l'anno scorso, che nonostante fosse stato un periodo molto più difficile per il primo semestre, poi dalla mostra del cinema ripartita siamo andati avanti in continuità anche durante l'inverno e con un ottimo 2026, quindi davvero attendiamo con fiducia questa data. A Jesolo il turismo apre le porte ai residenti, tariffe agevolate per i veneti. Il mare di casa, il nome del progetto, mira a cambiare prospettiva per ricucire lo strappo tra le mete del turismo di massa e chi il territorio lo abita tutto l'anno. Accade a Jesolo, dove la stagione balneare in corso lancia un segnale inedito. Da questa estate riservate in un preciso stabilimento un sistema di agevolazioni strutturate esclusivamente per i residenti in Veneto. Il turismo non può essere soltanto considerato un'attività economica, ma deve essere anche capace di restituire valore alla comunità che ogni giorno contribuisce a costruire una destinazione. Per questo abbiamo scelto di riconoscere a tutti i residenti del Veneto 5 euro sull'acquisto dell'ombrellone dal 7 di agosto, che è partita questa iniziativa, fino al termine della stagione. Nessuna strategia di riempimento dell'ultimo minuto né sconti cosiddetti promozionali. Gli amministratori parlano invece di un riconoscimento civico. L'idea parte da un'analisi severa sui numeri del PIL turistico regionale, spesso slegati dal reale senso di appartenenza della popolazione residente. 5 euro possono sembrare pochi, ma il messaggio che c'è dietro è molto più grande. Il valore creato dal turismo deve poter ritornare almeno in parte alla comunità. Si tratta di un esperimento pilota che vorrebbe fare da scuola lungo tutto il litorale adriatico.
Sulla spiaggia del Miramare al Lido di Venezia, dopo 8 anni di stop, è tornato il premio Miramare, riconoscimento che celebra la comunità e i suoi valori e il legame tra Venezia ed il mare. Ognuno di noi dovrebbe un pochino impegnarsi nel sociale, basterebbe dedicare poco tempo per dare qualcosa agli altri, e quindi il mio appello oggi che ricevo questo premio è cercare di essere di esempio a tanti giovani, a tanti adulti, a tanti pensionati, a poter dare qualcosa di sé per gli altri, in modo che tutto possa andare meglio. È tornato in grande stile il premio Miramare sulla spiaggia del Lido di Venezia. L'iniziativa si era interrotta nel 2018 a seguito della scomparsa del suo indimenticabile ideatore e fondatore, il giornalista veneziano Giovanni Battista Tita Bianchini, grande collega che lo ha ideato e portato avanti con successo per oltre 20 anni. La targa Colleoni di San Marco è stata assegnata quest'anno a Francesco Deste, presidente dell'associazione Nucleo di Volontariato della Protezione Civile del Lido di Venezia. Il premio è stato ripristinato da Federico Bianchini, presidente della cooperativa Bagni di Mare, con il direttore della spiaggia Miramare, Antonino Laporta. Per me è un grande onore riceverlo, anche se io quello che faccio lo faccio veramente col cuore e senza, cioè proprio come volontario. Noi siamo sempre sul campo, noi siamo sempre pronti, siamo sempre operativi, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Noi siamo sempre pronti in qualsiasi momento per calamità, per esigenze, per essere vicini alla popolazione. Questo per noi è lo scopo principale. Alle premiazioni è intervenuto l'assessore comunale Michele Zuin Lidense. Questa iniziativa tornerà ad essere un appuntamento fisso ogni anno nel mese di agosto. Vogliamo far conoscere a tutti, ai nostri utenti e anche alla comunità del Lido di Venezia il nostro spunto sociale e cooperativo. La giornata di Ferragosto nel cuore dell'estate celebra anche un'importante solennità religiosa, l'Assunzione di Maria a Malamocco. La ricorrenza sarà particolare con la celebrazione presieduta da Monsignor Renzo Pegoraro. Buona Pasqua, perché l'Assunzione di Maria viene chiamata anche la Pasqua dell'estate. È l'ultimo dogma che è stato affermato dalla Chiesa da Pio XII nel 1950. Auguro a tutti, ecco, non solo una festa, buona festa di Ferragosto, una festa antica dei Romani, ma la festa cristiana, la solennità cristiana dell'Assunta in cielo. La giornata di Ferragosto, clou dell'estate, ha le sue radici nella solennità dell'Assunzione di Maria in cielo, una sorta di Pasqua estiva. A Venezia sono diverse le chiese dedicate alla Vergine Assunta in cielo ed è proprio il parroco di Malamocco, Monsignor Cesare Zanusso, ad introdurci a questa festa, solennità per la Chiesa cristiana cattolica. Maria è la prima che gode della resurrezione del Signore. Questo dogma dell'Immacolata Concezione viene completato con l'Assunzione di Maria nel corpo e nello spirito. A Malamocco ci sarà una celebrazione solenne e una giornata particolare. Alle 9:30 nel giorno di Ferragosto saranno cantate le lodi, seguite alle 10 dall'Eucaristia presieduta da Monsignor Renzo Pegoraro. Questo è un motivo di gioia pasquale, ecco, per tutta la Chiesa, per ciascuno di noi, perché quello che è successo in Maria, ecco, succederà anche a noi quando anche noi risorgeremo. È la verità fondamentale che viene ribadita della nostra fede. Terminiamo con lo sport. Domani allo stadio Penzo la partita tra Venezia e Modena, fischio d'inizio previsto per le 20:45. Non si tratta di un'amichevole estiva, bensì del primo debutto stagionale valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia. E questa era la nostra ultima notizia. Ora sigla e poi previsioni del tempo. Grazie ancora per averci seguito. Buona serata.